Il giardino che ha alle sue spalle potrebbe avere i giorni contati. Pare che proprio li abbia, c'è stato annunciato dall'attuale preside reggente Davide Frisoli il 30 aprile durante il Consiglio d'Istituto, che era stato comunicato dal Comune di Venezia che durante l'estate partiranno i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido Mille Colori, quindi ha i giorni contati. Forse è diventata anche più di una scuola, un punto di riferimento per tante persone. E quel progetto del comune, arrivato come un fulmine a ciel sereno, che prevede la costruzione di un nuovo asilo proprio nell'area verde dell'Istituto Comprensivo Querini, qui in via Catalani, non è piaciuto per niente, racconta la presidente del Consiglio d'Istituto, né ai genitori, né ai insegnanti, né ai bambini. Non è possibile che un istituto, che l'utenza venga avvisata 15-20 giorni prima di un inizio lavori, distruggendo completamente un giardino, edificando, cementificando, e nessuno di noi è stato avvisato. A luglio dovrebbero iniziare i lavori che potrebbero concludersi entro l'inverno, ma la contrarietà di chi frequenta questa scuola è grande. Non ci stiamo assolutamente, noi siamo pronti a tutto, siamo pronti al dialogo e vogliamo un dialogo. Quando dice pronti a tutto, che cosa intende? Questo lo scopriremo. Vedremo, nel senso che se verrà qualcuno a dialogare, ben venga, presto. Però ci hanno detto che già martedì, mercoledì sono pronti per le firme, per le ultime firme. Noi siamo costretti a doverci muovere, a fare qualcosa. Non possiamo stare zitti.